Imprenditore di Cazzago di Pianiga rapinato in pieno giorno proprio nel piazzale della sua ditta di legname a Cazzago in via dell'Artigianato, affrontato nella tarda mattinata di giovedì scorso da due banditi sembra armati e con volto scoperto e dal forte accento dell'Italia del Sud. Minacciato con l'intimidazione se non avesse consegnato loro il denaro in suo possesso, per lui le cose si sarebbero messe male. 3.000 euro in contanti, il bottino consegnato ai malviventi, poi fuggiti a bordo di un'auto, soldi da poco prelevati dalla banca. Sull'episodio ora indagano i carabinieri della tenenza di Dolo. Al vaglio dei militari la presenza o meno di telecamere che potrebbero aver registrato immagini utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e soprattutto a identificare i delinquenti che potrebbero appartenere a una banda di cosiddetti trasfertisti. Militari che ipotizzano inoltre possa anche essersi trattato di una rapina improvvisata, quindi di un'azione non premeditata e scaturita dal fatto che i due banditi possano aver assistito al prelevamento del contante dal bancomat da parte del derubato.